Scatman's World. Bella raga, ciao, ti raccomando, noi iniziamo, siamo su Motorsport Manager, fino dopo la diretta. Vediamo un po' la situazione, classifiche. Siamo primi nella classifica costruttori con 4 punti di vantaggio e primi con Surikov con più 16 su Lippone. Stiamo andando molto molto bene, mancano ancora tante gare, non siamo neanche a metà, fioi, di quest'ultima stagione prima della mod. Raga, ci becchiamo dopo le qualifying session. Ragazzi, molto bene, sempre pole position di Surikov, settimo posto per Molly che ha preso il posto della Makarova perché è ancora infortunata purtroppo. I troppi pacchi rompono un po' il fisico della buona Makarova. Andiamo ragazzi. Surikov è veramente un gran pilota, il mondiale lo possiamo vincere. C'è poco da fare, ora medie, gara e medie, gara. Setup. Ok, spostiamo un po' questo, il setup, lo cazziamo qua. Qua tutto rego. No, attenzione però. Non è più automatico, 11, 13. Ok. Ora cambiamo anche qua il nostro puttanone. 13. Ok. Strategia piloti, consumo, facciamo, io devo cominciare già così. Tanto insomma, non abbiamo paura di niente. Vai! Vai Beppe, andiamo a portare a casa un'altra vittoria, speriamo bene. Nell'ultima gara della diretta l'avevo un po' buttata via, forse, però non volevo rischiare. E vai che si parte, vediamo il nostro Surikov che stavolta parte di merda. Surikov perde ben 2 posizioni, anzi 3, mamma mia. La Sharp, comunque dobbiamo stare davanti a Lipponen, questo è importante, perché comunque la Sharp, come si dice, si è ritirata in una gara ed è molto pesante a questi livelli. Guarda come se loro chiaramente hanno spinto di più all'inizio, forse vedrà meglio partire forti, vabbè. Però so che Surikov può superare comunque. Invece fa un po' fatica, asso secondo, Surikov bravissimo. La Makarova è sesta, sta un po' recuperando, brava Maka. Detto che la Sharp è qualcosa di devastante, cazzo, cioè, è proprio buggata, Dio Pontatus, Dio Pontatus. Ogni tanto mi girano i coglioni perché, cioè, non è possibile. La Sharp in una fuga senza fine. Salviamo un attimo solo per sicurezza, almeno qua. Ok, molto bene. La Makarova comunque è terza. E la Fox, scusate. Brava Fox. Dai che la Fox si sta guadagnando di nuovo il posto. Noi qua siamo in lotta con la Sharp che però abbiamo 2 secondi di ritardo purtroppo. Sta spingendo tanto col carburante la Sharp, Però stiamo andando bene, sono molto molto soddisfatto. E stiamo anche guadagnando sulla Sharp, siamo a 1,8. Mi piace il ritmo di Surikov. Se purtroppo la Makarova e la Fox, tutte e due, tanti incidenti purtroppo, sono infortunate a ogni gara, cazzo. Guarda come sta recuperando Surikov, problemi forse per la Sharp. Abbiamo recuperato tantissimo, cacchio. La Sharp non se ne va più via come prima, Cara mia Sharp. Invece la Fox comunque è terza, certo è chiaro che ha un vantaggio non incredibile sulla quarta, però insomma, neanche male dai. Mamma mia che lotta tra la Surikov e la Sharp, poi ne può approfittare la Fox e recuperare. Sul rettilineo è un po' più veloce però la Sharp.
La Sharp è un po' più veloce sul rettilineo. Però non mi interessa spingere per il momento. Schianto. Bandiera gialla però né virtual né safety car. E la Sharp ha le gomme più usurate. Tutti hanno le gomme più usurate. E io godo. Non stiamo stra-attaccati, cazzo. Surikov non ce la fa per poco. Guarda come lotta la Sharp, ragazzi. Però non voglio, ripeto, spingere le gomme nel carburante per il momento. Provo ad andare in box adesso. 18 giri. Ok. Componenti perfetti. Strategia veloce. Ok. La Fox invece fa un giro in più. Speriamo bene, però è stata forse una scelta felice, eh? 18. Ok, ok. La Fox è seconda. Vediamo se Surikov è andato in box un giro prima. Secondo me non riusciamo a recuperare. Vediamo un po' se col giro. Ok, la Fox. Surikov secondo e la Sharp addirittura guadagna. Purtroppo niente. Impressionante. La Fox è quarta, perde una posizione. Però deve ancora andare in box Chapman. Impressionante la Sharp, veramente. Cioè, è frustrante, veramente. È incredibile. Chiaramente saranno gli ultimi giri che proverò a spingere. Adesso non voglio rischiare. Chapman è ancora fuori, incredibile. Perché c'ho anche il bonus con le medie, cazzo. Stiamo un po' recuperando, ma non tanto. Ok, Chapman rientra teoricamente. Ecco, la Fox mi torna terza molto molto bene. Guarda The Graft, madonna, The Graft è veramente un pirla. Meno male che non l'ho comprato. Sempre secondi e terzi, adesso però la Sharp le gomme migliori, nel senso la miscela è quella, però la durata. Io sono andato un giro prima e comunque si vede la differenza un pochino. Per quanto in questo tracciato il consumo carburante e gomme non è elevato, anzi. Prova a tirare un po' di più e vediamo se col carburante rischiamola. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, ma la vedo assai difficile. Stiamo provando a spingere di più. Ma la Sharp è un osso duro, eh. Non posso tenere tanto sto ritmo, quindi Surikov me l'ha grandissimo Surikov. Molto bene. Surikov prende la testa. Vediamo se riusciamo a mantenere il primo posto. La Fox è molto indietro comunque, 14 secondi. Non la Sharp, però è un bel vantaggio su Rexler. Brava Sharp, mi stai piacendo per il momento. Questa è una gara da vincere, cazzo. Voglio guadagnare ancora punti. Cioè, teoricamente la nostra monoposto è la migliore nei consumi. Però c'ho la Sharp, è una talmente forte che anche se va, non so, con la boa speranza può vincere il mondiale, cazzo. Impressionante.
Mancano 14 laps. Non ho capito la decisione di Chapman di rimettere le soft, sinceramente. Neanche le hard non mi stanno piacendo, guarda. Scelta sbagliata secondo me anche per le gomme hard. Se la Fox comunque perde ancora dalla Sharp. Ok, bandiere blu. Attenzione, la Sharp ha anche problemi, attenzione al simbolo dell'attenzione. Lipponen dov'è? Settimo, cazzo, questa è una bella cosa. Ok, 42%, 46. Temperatura delle gomme è bassa. Stai calmo, Surikov. Prossimo giro facciamo tutto. Cioè, prossimo stint, se c'è bisogno puoi tirare di più. Adesso non è ancora il momento. Dieci giri mancano. Dai, Surikov, adesso devi spingere, cazzo. La Sharp ha perso, la Sharp. No, i coglioni, la Sharp è sempre là, purtroppo. Perché possiamo mettere le... No, le soft ce le possiamo cazzare nell'ultimo stint, secondo me. Il prossimo giro ai box. Perfetto, vai di morbide. Mancano 9 giri. I componenti... Ma sì, dai, vanno bene. Molto molto good. Anche la Fox ai box. Carburante sempre per 10 giri. Ok. No, aspetta un attimo che... Ecco, non ero sicuro. Ok. Ok, Surikov ai box. Siamo secondi, la Sharp non è ancora entrata, eh? Adesso qua, prova a spingere qua. È qua che devo guadagnare, ragazzi. Dai, 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 la Sharp non è ancora ai box. Se 15 secondi, 14. Surikov stabilisce il miglior tempo. La Sharp secondo me non sta perdendo tanto però, eh. Mamma mia che mostro la Sharp, fioi. Ok, va adesso ai box. E siamo primi. Yes! Non rompere le palle. Ok. Buono, buono, cazzo, è anche un bel vantaggio. Primi e secondi siamo addirittura. Mamma mia, che strategia. Dai, cazzo, può essere la gara perfetta questa, speriamo. Speriamo, cavolo. Può essere veramente la gara perfetta. Strategia perfetta per tutti e due i piloti. Ogni tanto mi capita. Adesso solo la sfiga mi può tradire. Però la Sharp sta recuperando, mamma mia. Sta recuperando sulla Fox. E anche tanto.
Mancano 3 giri. E la spingo di più. Spingiamo con la Fox, sì, c'è pericolo con la Fox. Proviamo a stare al massimo e vediamo se è possibile fare il miracolo di tenere il secondo posto. Per la doppietta della Rossini. Mancano 2 laps. Surikov è tranquillo, per il momento. Io sto cercando di tenere dietro la Sharp, ho ripreso 3 secondi. Però manca ancora un giro e mezzo. E inizia l'ultimo giro anche per la Fox. Dai, dai Molly. Vai che voglio la doppietta. Che anche per la costruttori è fondamentale. Lipponen dov'è? Crollo di Lipponen sesto. Il crollo di Lippo. E intanto Surikov va a vincere l'ennesima gara. Bravo Suri. E arriva la doppietta. Con questo risultato la Fox si è guadagnata il posto, la promozione completa. La Makarova adesso sta a guardare, perché mi ha rotto le palle, troppi incidenti. Grande Fox. Spero ho massacrato tutti oggi, Oggi il Kuma ha distrutto tutti. Molto bene. Vediamo quanti punti mi sono preso. Quali sono le frange regole? Benissimo. Guarda che bello, guarda che bello. Più 33 su Zoe Sharp, ragazzi. Stiamo andando alla grandissima, mancano 10 gare. E più 20 qua. Molto bene, raga, ma il prossimo video ce lo spariamo in diretta, così per andare un po' più avanti velocemente. Può essere il nostro anno, questo. Sinceramente. Basta la Makarova, può andare a fanculo, con tutto il rispetto. Altri soldini. Buono, raga, un saluto dal comandante veneziano. La scuderia Rossini c'è, prima doppietta in Formula 1. Ciao!